Allora, ma funziona? Ok, ecco, perfetto. Allora, buonasera a tutti. Io vi faccio i saluti a nome dell'associazione che presiedo, che è Itinera Romanica Vicino Romanico, che insieme in collaborazione con la casa editrice ISO ha deciso di organizzare 4 presentazioni del libro Il tempo dei giudicati nelle 4 capitali dei giudicati sardi. Questo è il terzo appuntamento. Abbiamo iniziato con Cagliari a San Saturnino, Oristano al Museo Diocesano. Qui nella bellissima, probabilmente sarà che gioco in casa, ma la location più bella è sicuramente questa. Nostra Signora del Regno, e l'ultimo appuntamento che sarà il 28 giugno a Olbia, dovrebbe essere al Museo Archeologico. Perché la scelta di rappresentarla nelle quattro capitali, nelle 4 capitali? Perché era simbolica, cioè si parla dei giudicati, quindi 4 regni autori della Sardegna medievale, e ci è sembrato carino in qualche modo dare visibilità a questo libro, questo grande volume in ogni senso, nel cuore di ognuno di questi regni. Poi magari dopo vedremo un po' meglio che cosa significano i giudicati, la loro particolarità. Perché la decisione di presentare questo libro e di imbarcarci in questa esperienza, che però è anche un vero e proprio lavoro per noi dell'associazione? Perché noi ci occupiamo di Medioevo, di promozione della Sardegna medievale, di promozione e divulgazione della conoscenza della Sardegna medievale. Ci chiamiamo Itinera Romanica Amici del Romanico perché partiamo da un monumento concreto che è una chiesa romanica, che è un edificio di architettura romanica, per poi, quindi qualcosa di visibile a tutti, per poi da lì partire in un racconto che è il racconto della nostra storia medievale. Ci piaceva l'idea di presentare questo libro perché mentre noi come associazione ci siamo sempre occupati di diversi aspetti, però presi singolarmente, la moda nel Medioevo, il cibo nel Medioevo, il vestiario medievale, le donne nel Medioevo, gli uomini nel Medioevo, questo libro ci permetteva di dare una visione d'insieme, perché è veramente un libro che dà una visione d'insieme di questo periodo, di questo particolare periodo della nostra storia. Io dico sempre che se avessi avuto a disposizione questo libro quando mi stavo laureando, il mio lavoro sarebbe stato molto più facile, perché io ho dovuto ricercare le varie informazioni in diversi testi e invece qua sono riunite tutte in un unico luogo, in un unico testo. A chiamare per volontà della professoressa Martorelli, che è una delle tripulatrici di questo libro, si è deciso di affidare il racconto, la presentazione del volume a studiosi di diversa natura che non hanno direttamente partecipato alla stesura del libro, perché si voleva dare una visione esterna da lettore, altrimenti sarebbe diventato anche un po' autoreferenziale, si sarebbe parlato solo ed esclusivamente dell'articolo e del saggio scritto dal singolo professore storico. Questa volta, anzi per l'unica volta in realtà, abbiamo dovuto presentare il libro, perché in realtà le altre 3 presentazioni sono state presentate da professori. Una storia dell'arte, una professoressa di arte medievale, quindi fa parte del gruppo romanico e amici del romanico, ha già collaborato con noi in un'altra occasione, quando abbiamo fatto le conferenze sulla moda, se non sbaglio. E quindi questa volta daremo un taglio non storico, non archeologico, ma storico-artistico a quelli che sono i giudicati, cosa ci hanno lasciato anche dal punto di vista della storia dell'arte. Quello che vi posso anticipare è che veramente voi
molti di voi probabilmente conoscono l'argomento, ora ci sono qualche che conosco e che so che conoscono che cos'è la strategia medievale, però questo libro dà veramente apre una finestra molto grande e ci fa rendere conto di quanto fosse culturalmente vivace questo periodo, economicamente, socialmente, culturalmente, ben inserito nel contesto geopolitico del Mediterraneo, cioè ci aiuta ancora una volta a sfatare quel mito di una Sardegna isolata, depredata, diciamo terra di nessuno e terra di tutti. In realtà c'erano delle realtà concrete, ben affermate, ben organizzate e che si raccontavano a pari con le più grandi potenze dell'epoca. Prima di iniziare, facciamo fare il saluto al padrone di casa, Don Paolo, che ringrazio per l'ospitalità. Parlo da qui per il microfono, grazie Giuseppina, e un saluto anche gli amici e gentili ospiti che siete venuti questa sera in questa comunità, infatti vi accolgo anche a nome della comunità parrocchiale. È un motivo sempre di gioia ospitare le persone, prima di tutto, e ospitare anche eventi di tale portata, perché questa sera che è così carica di memoria e di fede ben si sposa con la presentazione di questo volume. Stamattina riflettevo sul fatto, Giuseppina, correggimi, riflettevo sul fatto che non ci sono, a parte le chiese, altri monumenti interamente conservati dall'epoca dei giudici. Non ci sono palazzi civili, non ci sono strutture comunque della vita politica, se non le chiese che sono rimaste, direi, a perenne memoria, non solo dei giudici ovviamente, ma delle comunità. Dalla testimonianza di che fine hanno fatto e altre testimonianze del Roma. È vero. Saluto Giuseppina, saluto tutti, doppiamente saluto la professoressa Ferri, perché quando Giuseppina mi ha proposto, mi ha detto il nome, mi ha detto la conosci, ho detto ma relativamente era la relatrice della mia tesi, per cui è una felice coincidenza, quindi mi fa piacere ospitarla in questa chiesa, perché la tesi verte in gran parte sul patrimonio di questa chiesa, quindi ecco, mi fa piacere. No, però è interessante quello che dicevi Giuseppina, e quello che sentiremo sicuramente dopo, che credo la scelta di questa presentazione anche itinerante in queste sedi, credo che abbia proprio questo duplice significato simbolico e uditivo allo stesso tempo, perché c'è una pluralità appunto di realtà in Sardegna, spesso dimenticata o sottovalutata dai sardi stessi, che invece esprimono un patrimonio identitario comune nelle differenze dei vari giudicati in questo senso. Quindi avrei ringraziato volentieri gli autori, tanto per la carità, non ho nessun problema qua anche a lamentarmi, mi dispiace dell'assenza della casa editrice. Capisco che gli autori siano tanti, ma proprio perché erano tanti, magari anche qualcuno di loro sarebbe potuto essere presente, li avrei ringraziati personalmente. Non li ringrazio, ma grazie della pubblicazione, perché come dicevi, questo libro è sia strumento di conoscenza e allo stesso tempo è anche occasione per custodire il patrimonio che abbiamo anche e soprattutto per le future generazioni. Quindi buon ascolto in questo luogo santo, perché è una chiesa. Buona serata. Allora, dopo i saluti, la parola alla professoressa che Sì, io intanto mi unisco ai ringraziamenti per voi che avete la pazienza di ascoltare questa presentazione. Io non avrei nemmeno potuto scrivere questo volume perché alla fine, nell'epoca del Vaticano, non è esattamente il mio argomento di studio principale. Mi sto facendo una cultura, devo ringraziare la professoressa Mattarelli per aver proposto questa presentazione proprio perché mi ha permesso di immergermi in questo momento storico così complicato, così affascinante, quindi
mi ha consentito di avere un'idea un po' più precisa di quello che mi circonda. Io sono a Sassari da 2 anni e mezzo, quasi 3, e quindi devo costruire, diciamo così, una cultura in relazione alla Sardegna. Ringrazio Don Paolo anche perché non avrei mai pensato di venire a vedere l'argomento della sua tesi, invece proprio per una felice coincidenza mi trovo qui e sono molto contenta perché effettivamente è un momento straordinario, avremo modo poi di approfondire le questioni più strettamente storico-artistiche nel suo lavoro che aspetto, diciamo, con attenzione, con riflettere. Io adesso mi concentro, diciamo, sul volume, vi volevo proporre, diciamo, una presentazione su due strade che rispecchiano un po' quella che è stata anche la mia esperienza di lettrice di questo volume, di lettrice proprio non specialista della materia, quindi da una parte darvi un'idea generale dell'opera anche per rendere onore a quello che è stato lo sforzo degli autori, che sono più di 30, e poi un affondo, diciamo così, su quelle che sono le tematiche prettamente storico-artistiche, che sono legate ai miei interessi personali, anche se le mie cronologie sono un po' più alte, diciamo, io al X secolo non ci arrivo di solito, però è stato interessante a maggior ragione anche per questo cogliere alcuni spunti di riflessione che possono collegare anche momenti storici e aree geografiche diverse. Io mi sono scritta alla presentazione proprio per evitare di parlare troppo poco, quindi inizia a leggere una breve presentazione con immagini del volume, che è un volume davvero davvero molto ben fatto anche dal punto di vista materico, diciamo così, con la tipologia della carta, la tipologia delle illustrazioni, come vedremo, è veramente di qualità molto elevata. Il tempo dei giudicati, la Sardegna medievale dal X al XV secolo d.C., pubblicato dalla casa editrice Cristo nel 2023, è l'ultimo volume di una collana sulla storia e teologia della Sardegna, che prosegue questo percorso che dalla preistoria, quindi dalla prima comparsa delle comunità umane sull'isola Riva, con questo volume appunto alle sorti dell'età moderna. La poderosa pubblicazione di cui ci occupiamo ha previsto il coordinamento scientifico di Sabrina Cicci, Sana Martorelli e Giovanni Sabbei, che ha preso le mosse esattamente da dove si era fermato il volume precedente, dedicato al tempo dei Vandali e dei Bizantini dal V al X secolo. Per lo studio di quelle complesse entità politico-amministrative che sono i regni giudicali nella Sardegna medievale, questo volume costituisce senza dubbio un punto fermo. Il coinvolgimento di più di 30 autori ha consentito un approccio veramente interdisciplinare che integra le conoscenze e i metodi che provengono dalle diverse discipline in cui ciascun autore è specialista. Già solo scorrendo l'indice, infatti, si comprende la complessità dell'operazione affrontata dai curatori, che hanno saputo conciliare l'esigenza e la volontà di interessare un pubblico vasto, che comprendesse quindi anche non addetti ai lavori, organizzando con chiarezza un materiale molto complesso, con le istanze di una pubblicazione dal carattere rigorosamente scientifico. Gli autori che appartengono a diversi ambiti del mondo della ricerca, infatti, non si sono limitati a proporre quadri di sintesi o a esporre chiavi di lettura consultate, ma hanno presentato i risultati di nuove indagini, hanno posto nuovi problemi e messo in discussione alcuni degli assunti ereditati dalla tradizione storiografica precedente. Tornando su certi stereotipi, ne abbiamo già nominati alcuni: l'isolamento, l'isola razziata, che negli studi di settore in realtà sono già stati ampiamente superati. Un apparato bibliografico di ben 17 pagine su 3 colonne, molte voci bibliografiche, è un riflesso diretto della validità di questo lavoro, che tiene conto degli studi più recenti che documentano il grado di aggiornamento, completezza e accuratezza del corso. Nelle vesti di una lettrice più specialista, come dicevo, ho pensato proprio di dividere questa presentazione in 2 momenti, proprio per tentare di proporre 2 traiettorie, una più generale e una particolare, quindi un po' senza escludere però un percorso inverso in altre esperienze di
magari in un caso specifico poi si vuole affrontare quella che è la situazione più generale, dalla microstoria alla macrostoria e viceversa. Entrando poi nello specifico dell'organizzazione del volume, questo è suddiviso in diverse sezioni, ciascuna affidata a più autori che hanno proposto appunto dei quadri generali, degli studi più ampi, affiancati da approfondimenti e studi di dettaglio, che comprendono appunto lo vedremo, storie, gli insegnamenti, la vita religiosa, la vita quotidiana, quindi ci danno proprio un panorama molto ampio di quella che è la situazione della Sardegna all'epoca dei Giudicati. A supportare il lettore, sia come uno specialista che gli studiosi, sono le oltre 250 figure che comprendono delle riprese fotografiche, immagini del video anche molto belle, carte che aiutano anche a comprendere alcune volte questi confini sfuggenti e soprattutto i disegni costruttivi che sono uno strumento molto utile soprattutto quando, come in questo caso, sono fatti con estremo rigore scientifico, perché c'è sempre, diciamo, è sempre dichiarata la paternità, diciamo così, della supervisione scientifica di queste carte che sono particolarmente utili sia a livello didattico ma che hanno anche una loro validità estetica. La prima sezione, dedicata alle storie, ci proietta subito nelle complesse vicende dei quattro elementi tratteggiate. Adesso ho parlato un brevissimo inciso, come vedete io ho un campo linguistico perché venendo da Roma qualche accento lo sbaglio, quindi spero che siate comprensivi. Anche quello sto collegando degli studenti, sto cercando di sistemare. Tratteggiate in un denso contributo di Giovanni Serrelli che considera l'origine dal raccontato e regole bizantino all'ascesa delle classi dirigenti locali, delineando il cammino evolutivo e le circostanze che poi in seguito porteranno alla loro scomparsa. Alessandro Sordi, da parte sua, ci introduce nella fitta trama delle relazioni diplomatiche con la penisola italica, Pisa e Genova soprattutto, la Santa Sede e la Corona d'Aragona, dimostrando come la Sardegna fosse inserita appieno in quel sistema mediterraneo medievale. Il lettore però viene anche immediatamente di fronte a una storiografia della problematica, sia in scientifico che contributo al giorno che evidenzia come soprattutto nel passato remoto in realtà le istanze di alcuni studiosi hanno un po' condizionato quella che oggi si chiama l'agenda personale di uno studioso e quindi hanno messo un po' in dubbio anche la validità delle costruzioni storiche che avevano proposto. La seconda sezione invece approfondisce il tema territorio e insediamenti, proponendo studi insieme su castelli, città e insediamenti rurali, rispettivamente ad opera di Giovanni Serrelli, Marco Pallino e Marco Milanesi, che con occhi diversi, quello dello storico delle architetture e dell'archeologo, ci propongono le strategie di definizione degli insediamenti, le forme di abitare, le nuove fondazioni, i programmi di riorganizzazione urbana in cui il potere civile in realtà affianca il potere ecclesiastico, ricostruendo proprio un quadro in cui le due principali autorità continuano ad esercitare il governo del territorio. Vecchi e nuovi abitati quindi rappresentano anche a livello simbolico il potere locale, che spesso si intreccia prima con le potenze del continente, appunto delle repubbliche marinare di Pisa e Genova, di cui i giudici mirano anche a assicurarsi l'appoggio in occasione di conflitti interni ed esterni, e poi con i caravaggesi attraverso alleanze, trattati, concessione di privilegi economici e anche una assoluta politica matrimoniale, però non sempre va a buon fine, non è sempre efficace. A consentire una visione più dettagliata di questa organizzazione territoriale sono proprio quegli approfondimenti proposti per ciascuno di questi studi, a partire dalla ricostruzione basata poi sugli scavi che Marco Milanese ha compiuto in loco sulle abitazioni, soprattutto queste del villaggio di Genova, o gli affondi dedicati alle vicende di Stano, di Sassari, di Castel Castro, a Cagliari, di Castel Genovese e di Alghero, nei quali i dati a disposizione sono poi stati integrati con le più recenti scoperte legate alla tecnologia urbana. Anche gli apprestamenti difensivi sono inseriti nell'ambito di un sistema più complesso. Sono intesi per citare proprio le parole di Giovanni Serrelli come elementi di un'organizzazione politica e militare tesa alla rappresentazione del potere, alla difesa di un territorio, di un'area di particolari interessi economici e strategici. Gli affondi di Alessandro Solo, Franco Campos, Francesca Carrara e lo stesso Serrelli sono poi indicati a castelli specifici, quello di Oceano,
di Agara, riposata in un areale di salute. Alle fonti archeologiche monumentali poi sono sempre affiancate le fonti documentali analizzate ancora da Alessandro Sotto, che quando costruisce le vicende del conflitto aragonese fino alla pace del 1888 ci dimostra come in realtà attraverso le fonti di archivio noi possiamo ricostruire anche la geografia amministrativa di questo territorio, nello specifico del Giudicato d'Aragona. Fondamentale nella ricostruzione di questa organizzazione territoriale è anche l'assetto viario su cui si sofferma Franco Campus, che ci descrive il suo metodo, un metodo un po' archeologico, un po' storico, diciamo, molto interessante come approccio, perché parte proprio dalle specifiche caratteristiche di ciascun giudicato, sia quelle geografiche che quelle amministrative, che quelle occupazionali, e poi tenta di ricostruire proprio il sistema di strade, di porti, di ponti che lo caratterizzavano, così come i servizi che a questo sistema stradale erano spesso connessi. La sezione successiva è dedicata al lavoro, produzione, come vediamo anche una riproduzione di la sezione successiva dedicata al lavoro, produzione e economia si apre con una terza panoramica che produttive sul arredamento e sul commercio marittimo, che ci disegna appunto un quadro complesso dell'economia della Sardegna, nella doppia prospettiva della dimensione locale e di quella mediterranea, prima legata a Pisa e Genova, poi come negli altri casi appunto alla fine lavorata. Quindi a questo punto fonti storiche, fonti geocartografiche, fonti archeologiche si intrecciano e quindi sono gli atti giuridici, degli spinotalini, portolani, cardenali, le ceramiche, manufatti metallici, le monete, le strutture architettoniche, le sculture che disegnano tutti insieme una storia complessa. E nella selezione invece dedicata a società del potere viene tratteggiato proprio il profilo della società della Sardegna giudicale, dove il ceto dominante è un ceto aristocratico, militare, familiare, che insieme ai maggiorenti e agli ecclesiastici è il principale possessore della terra, fondamentalmente del patrimonio terriero, insieme alle cristiane e agli schiavi. Con l'intensificarsi del dibattito commerciale a questa società locale si aggiungono degli elementi esterni all'ordine sia aristocratici che mercantili ed artigiani, quindi una società molto articolata che viene costruita appunto nei vari contributi e negli approfondimenti dedicati a personaggi specifici, qua Corea, alla classe dominante, i maioralis, agli ecclesiastici, vari e badesse, militari, la famiglia, le donne, quindi tutto la compagine che compone la società. Codici territoriali, leggi e statuti sono poi la base legislativa di questa organizzazione sociale, composti spesso da giuristi molto esperti, ma nella loro diciamo, fascia documentale sono andati ce ne ricostruisce i lineamenti o diretta schiena e vengono poi approfonditi alcuni di questi, in particolare la carta stelotica, il 7 e poi appunto il breve della Chiesa e i condannes, che sono questi registri monastici analizzati dalla Polizia Serra, che definisce le fonti giuridico-patrimoniali più significative della Sardegna medievale. Contengono infatti atti e documenti che hanno la funzione di mettere in evidenza l'autorità sia dei giudici che dei monasteri, come attestano i casi di Santa Maria di Bonaparto e di San Pietro di Sini. Questi documenti ci consentono poi di affrontare anche altre questioni, come quelle legate all'evoluzione della lingua, dal greco al latino al volgare sardo, che si intrecciano il pisano, il genovese e ovviamente il catalano. La sezione successiva, molto ricca, si occupa della vita quotidiana, aprendosi proprio con una ricostruzione degli aspetti legati all'alimentazione. Ci si interroga quindi su quali cibi venissero consumati, come venivano preparati, se c'erano differenze nella consumazione tra classi sociali, tra città e campagna, il ruolo determinante dal pane, svolto dal pane, la piena di beni sociali, e sulla consumazione delle carni, ma anche dei pesci, ci dominano anche i resti faunistici che provengono dalle analisi archeologiche e quindi ci permettono di avere anche uno spaccato piuttosto preciso sul regime alimentare dell'epoca anticicale. A queste analisi sulla tipologia del cibo si affianca poi una riflessione sulla componente sociale, anche religiosa, che ci porta a tavola nel Medioevo, come
nel titolo del saggio di Francesca Cannata. Il consumo del cibo infatti non è solo una questione di sussistenza, ma diventa anche uno strumento di autocelebrazione, soprattutto per le classi sociali più elevate, incarnando ad esempio il tema del banchetto, da sempre anche da romana, l'ideale del gusto, del prestigio e della ricchezza materiale. Parte integrante di tutta questa pratica sono le suppelletti di da mensa con dotazioni individuali, che erano pochissime, di solito i cucchiaini, ad esempio nel politico di Ottana, i tre compensati della scena appunto che mostra un momento conviviale, ciascun commensale ha un cucchiaio di coltello individuale. Questo è piuttosto raro, perché di solito si parla soprattutto degli elementi di uso comune. A livello materiale si conservano molte testimonianze di ceramica, anche di pregio e con decorazioni smaltate, mentre le fonti iconografiche suggeriscono anche l'utilizzo di manufatti metallici che potevano essere anche più pregiati, soprattutto se in argento di nuovo. Daniela Rovina e Gianluigi Maras affrontano poi il tema della moda, dell'abbigliamento e degli ornamenti personali, che può contare su una grande quantità di fonti, anche su una grande varietà tipologica di queste una materiali, fonti scritte, fonti iconografiche che ci consentono appunto di fare luce su questo periodo, che è un periodo di profonda trasformazione per quanto riguarda l'abbigliamento. Infatti la grande tipologia di modelli di abiti che si sviluppano in questo periodo hanno fatto parlare proprio di rivoluzione della moda, rivoluzione dell'abbigliamento sia femminile che maschile. Emergono infatti nuove evoluzioni di abiti che contribuiscono a lanciare le figure eventualmente anche grazie all'introduzione dell'elemento che finora non si conosceva, ovvero il bottone. E di questi bottoni viene qualche testimonianza materiale. I capi non mi arricchiscono di elementi pregiati, proprio bottoni in oro, in argento, pietre preziose vendute dai gioiellieri che valicando i confini delle corti e delle dimore aristocratiche poi saranno adottati anche dalla borghesia che si arricchisce con i commerci e quindi può permettersi di investire anche in allenamento. E quindi il vestiario ricopre un ruolo anche nella vita economica, le materie prime, soprattutto quelle utilizzate, quelle che vengono da paesi molto lontani, sono una voce di spesa, diciamo così, di rilievo, soprattutto nella ricchezza privata. Il valore economico viene ribadito poi nei testamenti, nei registri dei conti, dove di ogni abito viene ribadito, diciamo così, il costo e la composizione, mentre le norme suntuarie regolano fondamentalmente ciò che ciascuna classe sociale aveva la possibilità di utilizzare, perché all'abito viene data una funzione sociale. Quindi storie, colori e decorazioni sono un codice che rende immediatamente visibile l'appartenenza a ad uno specifico gruppo sociale. Alle attività ludiche sono poi dedicati i contributi di Gianluigi Maras e Francesca Carrata, che ce li distinguono tra attività lecite, quelle più intellettuali, diciamo, che devono essere associate a degli esercizi di virtù come gli scacchi o i giochi delle tavole, da quelli illecite come il gioco d'azzardo che era condannato anche a livello morale. Altre fonti di svago potevano essere le giostre, i tornei, i palli e soprattutto i calci. In particolare la Sagrada Grazia dice il tema della caccia al falcone, che poi non abbiamo testimonianze materiali, ma solo letterali e per i più limitate a livello. Tra i passatempi più apprezzati però figurano ovviamente la musica e band. Vedete appunto alcune rappresentazioni che sono state proprio interpretate come appunto musici e danzatori impegnati in passi più o meno codificati come l'architrave di San Pietro o il Vassolino di San Pietro. Gli aspetti legati all'alfabetizzazione e all'istruzione sono analizzati da una schema che ricostruisce un livello delle classi sociali più elevate, la gerarchia ecclesiastica erano più o meno sempre uguali, sempre costante. Le scuole e biblioteche dovevano esistere infatti presso le fondazioni monastiche, mentre per una cultura scolastica laica dovremmo attendere il XIV secolo. Questa riclassificazione, inclusa poi da Mariano Zellarini, tenta di costruire un altro degli aspetti della quello del sistema assistenziale. Si mangiava, ci si vestiva, ci si ammalava.
questo sempre. E lei ci racconta ancora come i protagonisti di questo sistema inizialmente fossero ancora i monasteri. Accanto alle epidemie e alle pestilenze che interessano l'Europa, poi c'è la febbre del quartano, forse la malaria, un problema sempre presente, e all'attività dei medici troviamo appunto dei riferimenti nelle leggi e negli statuti che si occupano però principalmente di pubblica igiene. Gli ospitali sono attestati sia in città che in campagna già dalla fine del XII secolo. Molto corposa è poi la sezione dedicata alla vita religiosa, che si apre con un salmo di San Martorelli, che prende le mosse dal nuovo assetto diocesano e segue la rinnovata organizzazione politico-amministrativa delle cattolicali. Nei 4 regni sono presenti 3 arcidiocesi, le province di Cali, Torres e Largorense, mentre la gravura dipendeva direttamente dal San. Aumentano anche le diocesi suffraganee, i confini, come spesso accade, sono difficili da ricostruire con esattezza e disomogenei. Come era ovvio, le attività del vescovo si concentrano sulla cattedrale e parlando così di cattellati e di capitali giudicali, quella di Caracas non c'è nota, è stata individuata archeologicamente, si sposta a Santa Lucia, a Santa Lucia, mentre per Torres si identifica con la Basilica di San Gallo, che viene approfondita da Nicoletta Sai e che in seguito poi sarà spostata a Santa Oristano, la cattedrale medievale di Santa Maria, forse invece si insegna in un edificio preesistente, da cui eredita forse anche la dedicazione di Maria. Le diocesi suffraganee sono dotate anch'esse di chiese cattedrali e molte delle quali, come notava Don Paolo, sono l'unico elemento che si conserva fino ai nostri giorni. Possiamo fare gli esempi di Sant'Artigo di Sulci, di Santa Giusta. Per quanto riguarda invece la cattura, da tutte le diocesi si conservano le chiese di San Servigio e di San Pietro, quest'ultima però prima si è compiuta. Poco si conosce delle altre strutture in cui i complessi episcopali erano articolati e oltre praticamente all'edificio religioso dovevano ospitare attività anche di carattere amministrativo, però di queste strutture noi non abbiamo testimonianza architettonica. Alla cattedrale si abbiamo alcuni monasteri che fanno il loro esordio con i confini nel cimitero. L'aristocrazia locale insegna i uffici dona terreni agli ordini monastici. I ragazzini poi si associano agli ordini formati, manualesima, annunziani, cistercensi e vittorini, che impiantano dei monasteri che, come nel resto d'Europa, diventano anche dei centri culturali ed economici, di cui i vertici, abati e abbatesse sono proprio più tedeschi. Possiamo vedere sempre nell'articolo di San Martorelli questa ricostruzione del monastero di San Nicola di Lucas, dove l'edificio principale era direttamente collegato al convento, così che i monaci non dovessero uscire all'esterno, mentre c'è l'efettoria assistenziale di servizio, come si capì, queste uscite erano tutte collocate intorno al chiostro. Gli scavi che sono stati eseguiti a Santa Maria Terra, ancora a Saccaggia, hanno dimostrato che intorno a questi monasteri c'erano anche insediamenti delle curtes o domus che confermano quanto conosciamo dalle fonti. Il 200 porta poi con sé in isola anche gli ordini mendicanti francescani, chiarisse che, seguiti dagli domenicani, sono anche portatori di una nuova spiritualità, completamente rinnovata. Continuano ad essere frequentati i centri della venerazione riservata ai matti e ai santi, che conoscono anzi un forte incremento. Ovviamente un ruolo primordiale lo rivestono i matti locali, per i quali poi hanno messo in atto delle strategie di promozione ben note, anche in un'ottica di affermazione identitaria, quindi l'elaborazione di nuove passioni, con l'aggiunta di dettagli, di vicende che fino a quel momento erano ignote, ma anche e soprattutto la ricostruzione e la rielaborazione del progetto che si trova spesso presso il luogo della loro sepoltura. Saturnino, Efisio, Antioco, Semplice, Davino e Lussorio sono oggetto di una venerazione continua e ininterrotta. A questi se ne aggiungono pochi altri, Giorgio Risuelli e un Santo Saudelli molto dubbio perché hanno la politica geografica poi segue le sorti della politica civile. Dediche a San Pietro suggeriscono una vicinanza con la Santa Sede, mentre le dediche a San Gallieni sembrano essere un po' più legate all'influenza
mentre con l'arrivo della nave Carrara scompare l'Eulalia, anche se non particolarmente diffuso questo culto, mentre fioriscono le dediche mariane, ogni esempio. Chiese, cattedrali e monasteri non sono gli unici elementi, sono solo quello più evidente, come sottolinea Giampaolo, di un universo spirituale e sociale che abbraccia modalità, immaginari collettivi, paesaggi sonori, esperienze culturali e cultuali tra oralità e scrittura, di cui non sempre è facile cogliere i reali contorni storici. Delle preghiere e dei canti rimangono poche tracce, soprattutto dei manoscritti, qui vediamo i codici forensi, sono tutti ancora da Giampaolo Mene, e che ci consentono di seguire anche la particolarità di alcuni uffici liturgici, spesso dedicati proprio ai santi dei Lux. Le sepolture dei martirizzati poi sono abbiamo visto, appunto, abbiamo detto, spesso rinnovate con la creazione di queste nuove passioni, spesso strumentalizzate dalle famiglie musicali in chiave dinastica e identitaria, si confermano inoltre una meta di pellegrinaggio che segue percorsi devozionali non sempre perfettamente rilevabili, soprattutto circuiti interni su cui si sofferma Simone Terzi. A questo pellegrinaggio a corto raggio poi si affianca quello della lunga distanza, soprattutto verso Roma, Santiago e la Terra Santa. Mete però che erano piuttosto costose, si prevedevano che i pellegrini avessero la possibilità di intraprendere viaggi così lunghi, e tra i più autorevoli Alessandro Soto ancora ci parla di Cornelio Budapest, che partì per Gerusalemme forse in relazione alla seconda crociata, passando per Monte Cassino dove fa anche delle donazioni, e poi non sappiamo, che non abbiamo più tracce del suo itinerario fisico. Quello che sappiamo quello che conosciamo sono le conseguenze spirituali e anche politiche di questo viaggio, perché Cornelio prima promuove gli insegnamenti cistercensi e poi pratica a favore del figlio Guariso, che si ritira a Chiaravalle e lì muore. E come sappiamo poi dalla successiva storiografia cistercense, a partire dal 600 sarà considerato uno dei santi dell'ordine. A chiudere questa sezione poi ancora un campus sul tema della morte e del riposo eterno, analizza quindi di nuovo questa doppia prospettiva storica archeologica in cui con la quale ci distribuisce un profilo topografico che segue anche un po' lo spostamento di cimiteri dall'esterno all'interno della città, ma anche la possibilità di avere, grazie agli scavi archeologici, molte informazioni sulle caratteristiche della società di una particolare regione, con un approfondimento di cui poi torneremo sulle tombe dei giudici. La sezione finale del volume è la fine del Medioevo, ovviamente. Giovanni Serrelli, che un po' come Virgilio nel suo caso aveva introdotto al periodo giudicale, adesso si verso la fase finale. Quindi l'istituzione della Sardegna e Corsica e la resistenza pisana posta per serio questo era un documento su Cornaro, invece vediamo l'approfondimento proprio in relazione a questi eventi sull'insediamento di Bonanza. Quindi Cescine propone una ricostruzione delineando l'evoluzione dall'accampamento militare all'insediamento giustificato con opere poi antiche e religiose. L'ultimo giudicato superstite è quello da Corea, termina dopo 4 secoli, che pone sotto il controllo della corona americana, facendo inesorabilmente dalla Renzipario su questa esperienza, o meglio sul tempo dei giudicatori. Questo volume quindi certamente si impone come uno strumento fondamentale per la conoscenza della storia della Sardegna medievale, un grande rigore analitico, una narrazione a volte anche coinvolgente, ci invita a scoprire o a considerare lo scenario storico e le dinamiche politiche, religiose, commerciali, culturali, offrendo una chiave di lettura a volte nuova, sicuramente più completa e più complessa su questa epoca straordinaria, che si configura proprio come un momento nodale per la storia dell'isola. Per quanto riguarda invece l'arte della Sardegna meridionale, a questa sono dedicati alcuni contributi specifici, ma le vicende storico-artistiche sono considerate trasversalmente quasi in tutte le sezioni, direi anche a questo aspetto sono dedicati 3 saggi, o meglio un saggio di approfondimenti, un saggio di Nicoletta Osari e un approfondimento ancora di Nicoletta Osari sulle pitture e di Valerio Lenta sulle vicine.
Significativamente questi saggi sono inseriti nella sezione lavoro, produzione ed economia, perché hanno modo di riflettere proprio sul rapporto dinamico tra arte ed economia, ricostruendo un'epoca in cui della produzione artistica quello che si accentua è l'aspetto materiale e artigianale. Ecco allora che gli architetti sono anonimi, sono dei mastros de terra e di lupo, come quelli chiamati a San Gavino, a Porto Torres, prudenti e nascosti in parte dentro le strutture di carattere corporativo. Solo in rari casi noi possiamo individuare delle personalità distinte come Piacentinus del maestro bronzista oristano antico del 1228, oppure Praetus Numisicus del castello di Monreale, che firma nel 1276 l'iscrizione, o ancora a Anselmo da Como, un maestro campionese che nel 1291 lavora a San Pietro come arresta, poi i graviti di consacrazione. Questi sono solo i casi di oggi. Anche l'analisi delle opere storiche pone diversi problemi legati alla varietà, alla visualizzazione e spesso all'impossibilità di costruire le dinamiche tra artista e committente. La produzione scultorea è composta da diversi elementi, il recupero, manufatti lavorati, altri ex novo, ad esempio una funzione viene sicuramente cristana, forse del XV secolo, che mostrano una coppia di leoni intelligenti e fondamentalmente italiani. A questi poi si affiancano anche opere importanti della penisola. L'arrivo di artisti venivano fatti di pregio, spesso favoriti dai giudici, complica ulteriormente la ricostruzione di queste dinamiche. Tra i più celebri casi di importazione non si può non citare ovviamente il Pergamo nella cattedrale di Cagliari, che lo scultore Pugliese esegue tra il 1159 e il 1162 per il Duomo di Pisa, ma che poi viene portato a Cagliari dopo il rinnovamento degli arredi liturgici del Duomo, che viene eseguito da Giovanni Pisana all'inizio del XIV secolo. Non si discosta da questo quadro neanche la produzione di pitture da testi. Infatti raramente possiamo superare un quadro tipo su base comparativa, come accade con il maestro delle francescane, a cui viene assegnato il politico di Luttana, a cui è dedicato proprio un approfondimento da parte di Alberto Borghese, che lo considera all'apice della produzione di questo maestro, e sottolinea poi l'importanza della raffigurazione di Mariano. Questa è una delle rarissime opere pittoriche riconducibili ad una committenza precisa, quella di Mariano IV, non ancora innalzato al rango di giudice. Quindi molto particolarmente significativa la sua rappresentazione insieme al vescovo Silvestro, entrambi ai lati della Vergine. Mariano così viene rappresentato come un giovane dalle fattezze realizzate, con i simboli del potere, quindi l'abito purpureo, la spada e la bella di Mario, che era una meticcia particolarmente festeggiata. Come lo stesso Alberto Birris prontamente segnala, quello che sorprende è la scarsità di testimonianze figurative artistiche relative agli esponenti delle famiglie giudicate. La raffigurazione di Mariano del vescovo Silvestro quindi emergono della loro adesione a quelle che sono le strategie figurative dell'autorappresentazione sia del potere laico che quello religioso. Accanto al corintico si possono ricordare altri casi, per lo più ritratti lirici, alcuni dei quali coronati, e quello più celere è sicuramente uno dei quattro peducci nel presbiterio di San Gavino Monreali, che è stata riconosciuta come una. Più sorprendente è che non si conosca la collocazione dei monumenti funerari dei giudici, su cui riflette, come abbiamo detto Franco Campos. L'autore pure sottolinea il significato simbolico e la valenza politica delle strutture epocali dei più ricchi, riesce comunque a delineare sulla base di testimonianze scritte le strategie comunicative messe in atto dalle famiglie. I monumenti funerari infatti trovavano posto nelle chiese oppure nelle cappelle private, dinamiche borghi o castelli, che sono considerati il luogo di origine del passato, quindi una cosa chiara, chiaro che quindi quello che è l'interno
del sistema familiare dinastico, rappresentando appunto a livello sociale il gruppo dominante e costruendo un po' quella che è una sorta di propaganda pubblica, della quale però noi abbiamo perso la maggior parte delle testimonianze materiali. Riporto quella che è considerata da Lombardi Giovanna, per questioni onomastiche, diciamo, l'ho scelta perché si chiamava come me, allora ho deciso di mostrarvi questa simpatia un po' presente. Alle molte verità poi dedica il suo approfondimento trattando queste figure saggiomente impiegate sia nei cantieri architettonici che negli cantieri decorativi, e la vissuti rimangono però anche loro per un lungo periodo inquadrati nel contesto di una città. La cui opera non è un prodotto di un simbolo, ma un lavoro di questo senso si vive la lavorazione del simbolo della maestranza, quindi lo scappello bianco della punta con la luce e la maschera a campo, che celebra quindi la totalità delle componenti del cantiere, che però evidentemente dovrà lavorare intorno a una figura centrale. Questi matristi, quindi solo con la fine del XIII secolo, noi riusciamo a dare un nome, riusciamo a costruire un'identità precisa. Abbiamo già citato Anselmo, Piacentus, pochi anni più tardi sarà Giovanni Capra a firmare in tornezza a Cazzo delle Camere nel 1305 e nel 1307, lancio un po' quello che è un segno tangibile della votazione, di una sorta di emancipazione di una nuova identità sociale, e dall'altro però, come abbiamo detto, si può applicare dalle figure di spicco dei cantieri a quelli che erano i responsabili diretti, i referenti con la committenza, mentre tutte le altre persone che votavano al cantiere, gli operai meno specializzati, che a vario titolo erano coinvolti nelle azioni di pittura e decorazione, rimangono per loro alla pittura. Poi si dedica di quelle mosaiche secondo diritto dedicato appunto agli artisti, partendo proprio da quelli che sono i cicli più antichi, segnatamente conservato a Sant'Angela, un'autrice che è una delle massime esperte della pittura medievale in Sardegna, che traccia gli influssi che provengono dall'esterno, come quelli della pittura su tavola toscana e romana, senza però dimenticare anche le traiettorie artistiche interne, come indicano le relazioni con il ciclo di San Pietro a Gardini entro i confini del giudicato della vita. Se a Cartagine si conservano solo le scene del Nuovo Testamento, qui invece il programma iconografico è sicuramente più articolato e si gioca, diciamo così, secondo il meccanismo tipologico che appunto condensa il corso della salvezza le storie dell'Antico e del Nuovo Testamento, che sono collocate nella natura centrale. Il discorso figurativo che viene proposto dal ciclo di Gardini quindi mostra dal punto di vista stilistico delle notevoli analogie con i cicli pittorici romani, in particolare con San Giovanni Portartino, ma che San Pietro Pellegrino e secondo la interpretazione corrente sono ispirate alla veduta decorazione della Basilica di San Pietro. Quindi la decorazione di San Pietro a Gardini si va ad inserire e a incuneare in uno dei dibattiti più complicati sulla storia dell'arte medievale in Italia e non solo, cioè sul ruolo di modelli svolto dalle due basiliche romane di San Pietro e di San Paolo Bollesura, che non sono conservate fino ai nostri giorni, ma che sono note attraverso una serie di fonti descrittive, letterarie, alchimistiche, soprattutto la descrizione del notaio Giacomo Bellundi, e poi anche dicono che motivi come l'album Vaticano e le copie barberini della Basilica di San Paolo Bollesura. Quindi l'idea che questi due cicli decorativi delle due principali chiese martiriane della città di Roma abbiano costituito proprio un modello per tutta una serie di cicli tipologici, poi con l'Antico e il Nuovo Testamento, che si collocano soprattutto in ambito razziale. È ovviamente quello il punto di emanazione direi, ma che si diffondono in tutta Italia, non solo, soprattutto tra XI e XII secolo, ma che arrivano addirittura in alcuni casi fino all'esordio del XIV. Quindi il rapporto tra questi due prototipi presunti e le loro derivazioni si caratterizza però da una grande libertà, da un grande spazio lasciato anche alle modifiche, ai nuovi elementi
un livello di adesione che non è mai totale, ma varia anche a seconda dei contesti architettonici. Ovviamente non tutte le chiese hanno la spazialità di San Pietro e di San Paolo, quindi entrano in gioco dei meccanismi di selezione e anche di scarto, qualche viene abbandonato. Quindi è particolarmente significativo questo probabile legame con la decorazione delle chiese romane, che del resto negli occhi civili inizialmente erano proprio su cui direggere il ruolo della Santa Sede, e nel 1139 su concessione papale erano passate le pertinenze dell'arcivescovo di Pisa. L'attrito tra l'arcivescovo e Innocenzo III, che a cavallo tra il XII e il XIII secolo voleva ribadire la supremazia della Santa Sede, probabilmente anche sulla Sardegna, potrebbe aver portato il preside magister, che in quel momento reggeva il solito di Gardini, a dotare tutta la sua chiesa, dedicata a San Pietro, anche questo piuttosto interessante, di un ciclo che fosse direttamente ispirato alla Roma, che quindi potesse creare un legame diretto con questo con il nuovo simbolo del potere papale. Ancora nei cicli pittorici laziali, in particolare antichi e veterani, si collega invece la decorazione di San Nicola di Turbas, pieno nel XX secolo, secondo gli studi più recenti, e estesa a tutte le superfici dell'edificio. La Maestas Domini tra Pietro e Paolo e altre figure di santi non definibili che occupano l'abside e l'arte con i mostra tra l'altro evidenti punti di contatto con il programma monografico della Basilica di San Paolo, ancora a Roma, rivista ancora da Innocenzo III e dal suo successore Eulogio III. Quindi è interessante anche cercare di ricostruire questo programma, questo tentativo di emanazione ipografica, quantomeno del potere della Santa Sede. Nelle volte invece abbiamo decorazioni che si ispirano ad altra tematica, che è quella politica. Nella volta orientale l'adorazione dell'agnello, nella volta invece occidentale un corteo di 12 figure angeliche con il Doros, questo motivello prezioso, che sono state identificate come i 12 angeli a guardia della Gerusalemme celeste. Quindi nella decorazione di San Nicola, che ha evidenti punti di contatto soprattutto con i civili, con gli erani, come abbiamo detto, entra però in gioco un ulteriore componente che sembra mancare completamente, sia staccato dal tempo, ed è la cultura figurativa bizantina, per la quale però non abbiamo immaginato un rapporto diretto, ma sempre una mediazione tramite appunto i centri che nella penisola hanno influenzato questa cultura figurativa bizantina. L'orizzonte mediterraneo quindi pervade anche la produzione artistica sarda, che nel XIV secolo continua ad essere di altissimo livello. Ha una committenza giudicale, contesa in realtà per i due fratelli, Mariano IV e Giovanni. Possiamo assegnare i punti murali della chiesa di Nostra Signora nel castello di Serravalle a Bosa, che si sviluppa sulle pareti e sulla controfacciata. Qui si attestano le canoniche scene cristologiche, abbiamo visto in particolare nell'ultima cena e probabilmente un'adorazione dei magi, e teorie di santi e episodi delle loro vite, con un unicum per la Sardegna, cioè la rappresentazione dell'incontro dei tre vivi e dei tre morti, che riflette sulla vanità dell'esistenza terrena, e secondo me potrebbe confermare un'intonazione francescana per la decorazione di quest'ambiente. Alla committenza di Mariano IV, vediamo diventare come Costantino ed Elena, che sono considerati appunto santi. Come dicevamo, alla committenza di Mariano si legano anche alcuni interventi decorativi della chiesa di Santa Chiara di Listana, diciamo, un strettissimo legame con la casa regnante è testimoniata dagli esterni arabici collocati sia all'interno che all'esterno della chiesa, così come viene considerato più o meno contemporaneo anche il programma decorativo, soprattutto del cosiddetto trittico della Passione di Sant'Antonio Abate e Padre Roseri, che sembra aprire invece la strada agli influssi della rivoluzione di Giotto nel giudicato da Guerra. In patrimonio questo pittorico, soprattutto negli affreschi
della Sardegna, spesso nascosto, a volte addirittura dagli stati autonomi, fino a qualche decennio fa, per molto tempo trascurato, che però nelle pagine di questo libro diventa uno dei tanti linguaggi che ci consentono di raccontare non solo la Sardegna giudicale, ma proprio il Medioevo mediterraneo in generale. Quindi in chiusura non posso che esprimere, diciamo, il mio entusiasmo per aver potuto leggere con attenzione e presentare, spero, in maniera comprensibile questo volume che in maniera molto chiara, indica e con degli studi molto documentati cerca di costruire rapporti non solo politici e diplomatici, ma anche quelli sociali, culturali, quelli artistici, che hanno contribuito poi a plasmare quella che è la storia di oggi. Grazie. Ringrazio per la presentazione, io credo che in maniera molto chiara ed esaustiva la grande complessità di questo periodo storico in Sardegna e, come vi dicevo, racchiudere questo volume che non è un volume tascabile, non è un Vignali della storia medievale, c'è proprio anche corposo, che ha un certo peso, anche critico, sì, o un certo spazio, diciamo, però credo che sia anche un sito dell'importanza dell'argomento trattato. La professoressa Martelli in altre occasioni, in quanto curatrice, racconta sempre che la prima idea era quello di creare un unico volume dai vandali ai giudicati. Quando poi si sono trovati l'enorme quantità di materiali, in particolar modo per il periodo giudicale, si è deciso di dividere i due argomenti in due volumi distinti che poi sono collegati strettamente tra loro, come ha detto in premessa, però era necessario dividerli, altrimenti ci voleva veramente una carriola per portare a spostare il volume. La grande complessità, il grande fascino del periodo di cui abbiamo parlato, magari poi ti chiedo, giusto da lettrice esterna, anche istante, cioè fuori dalla Sardegna, qual è l'aspetto, al di là dell'aspetto artistico, qual è l'aspetto più ti ha convinto e più ti ha incuriosito di questo periodo. Io volevo sottolineare giusto alcune cose. Intanto che proprio la bellezza e il fascino di questo periodo ci ricorda alla nome dell'associazione il perché in maniera anche ostinata, nonostante le molte difficoltà, da oltre 10 anni portiamo avanti la promozione e la divulgazione di questo periodo. Cioè, credo che meriti il Medioevo sardo di essere conosciuto, di essere raccontato bene. E quindi ci facciamo da oltre 10 anni portavoce di questa missione. Poi ho notato con la tua presentazione, non ci avevo fatto caso le altre volte, che siamo stati precursori molte volte come associazione, perché molti degli argomenti noi li abbiamo trattati in tempi più sospetti, quando ancora non si era pensata a questo volume, e alcuni di questi li abbiamo trattati anche in questa sede. La moda ne abbiamo parlato anche in convegno, in una conferenza qua ad Ardara. Adesso siamo in fase di pubblicazione di un libro sulla cucina medievale in Sardegna, che è il frutto del libro di conferenze dell'anno scorso, del 2024, e che io anticipo. Presenteremo, o comunque la conferenza che faremo in collaborazione con il gruppo storico medievale di Ardara, qua il 5 ottobre ad Ardara, in occasione della giornata medievale, sarà proprio sulla tavola e sulla cucina nel Medioevo. Quindi mi piace aver anticipato un po' i tempi come associazione e aver trattato questi argomenti. Ora ti chiedo la mia curiosità, cosa ti ha convinto di più? Devo dire sì, da lettrice diciamo molto interessata in realtà, perché poi mi occupo sicuramente di altre tecnologie, però questi sono argomenti che sono effettivamente molto interessanti. Devo dire l'aspetto proprio dell'internazionalità di questa cultura che prende apporti, diciamo così, da tutto il bacino
contemporanea, i commerci lo dimostrano, non solo con le opere artistiche che prendono, che sono influenzate poi anche da quelli che sono gli stili politici dei diversi paesi. Però proprio questa idea di una Sardegna effettivamente centrata e che quindi recepisce l'altro che ma non è passiva in questo processo di ricezione, rielabora in maniera assolutamente individuale, assolutamente personale, quelli che sono le porte esterne, creando una sintesi propria, che effettivamente è diversa da tutte le altre. Possiamo ritrovarsi degli elementi che rimandano a Roma, che rimandano a Pisa, che rimandano a altri ambiti, a altri contesti. Però è sicuramente la sintesi che viene proposta in Sardegna che le rende uniche, poi diverse da quelle del resto del bacino di prima. Credo che sia una caratteristica del periodo giudicale che forse è quella che va più sottolineata. Io non so se c'è qualcuno che vuole intervenire, non fateci domande perché non siamo gli auditrici, viene solo dei saggi, però è meglio mettere in chiaro, però non so se c'è qualche considerazione che volete fare, se no vi ringraziamo sempre. Ma infatti era una domanda risposta. Perfetto. Buonasera. Come si sente? Sì, io considero mia qualche anni pesanti, sono abbastanza la cultura che per esempio Mazzerna, le famose guide che dentro le hanno pubblicato, lì come realtà sanitaria che è pubblicata con la parte storica che già aveva in qualche modo disegnato in uno studio ormai ha fatto l'utilità a San Domenico in Porto Torres, la parte poi sulle tavole e gli altri attenzioni politici, dove lei di fatto poi ricorda che sta facendo parlare la mia informazione alle persone convinute questa sera, come probabilmente anche Agra nei momenti centrali insomma, di questa chiesa palatina, tutto un ciclo di affreschi che hanno dappertutto, per quale oggi possiamo solo ipotizzare. Ad esempio, personalmente mi ricordo citazioni di Luigi Spano nei commenti che fece negli studi che diciamo che non si restava in 800, dove ancora nella pietra nazionale era possibile ravvisare dei lacetti di affreschi che ormai già non si vedevano più a fine 800, più nel 900. Quindi insomma sono contento che ci sia stato questo metodo divulgativo per una delle serie importanti dell'identità, quindi insomma lo vedete sia l'associazione che non contempla solo le siti plasmate accademiche, urbane, ma insomma la periferia dell'impero. Insomma, alla piccola associazione c'è ancora a contrattare come la conosco, me la preparo con campus, che vi anche citato, proprio in inglese che avrà aiutato per la presentazione, diciamo così, del disegno fatto dal team di disegnatori, architetti, insomma, che riguardano in qualche modo Albera, anche perché io sono la conferenza del programma del master. È molto interessante anche perché, ripeto, la realtà condiziona molto anche il mondo, non dico di nuovo, ma d'altronde anche lo stesso Italia nel suo punto di vicini di noi dei paesi ricorda come Alba tradizionale fatto che c'è questa guerra, questa salita che in qualche modo la isola, ma al contempo non oltre questo suo viaggio, questo esatto. Io spesso quando porto amici mi porto sempre una guida perché qua vicino perché il restare palazzo di casa con il castello e gli faccio osservare la bellezza di questo paesaggio che è comunque veloce e che dialoga, insomma, non sembra una questione accottata, isolata, io sento è un bel dialogo che con la mia attività. Ultimissima cosa, mi piace anche ricordare la presenza di tanti poi testimonianze errati, questa chiesa che andrebbero ovviamente accolte e comunque insomma non è vero un po' mi riferisco a una serie di lacetti di scultura che ritengo
che avrebbe bisogno senza analisi stilistiche accurate, oppure ancora a tutto ciò che rimane di una famiglia del come ad esempio dei vari Pippo, anche la famosa testa di statuina che il cadavere era possesso, ma andare a fare in Italia aveva dovuto dare le ossa del petto, insomma, e del quale sto conserva ancora questa persona figura quasi di una nonna, questa una amica, dalle quali io mi ricordo con sicurezza, ma che sicuramente sono state create. Il ricompenso estremamente di una amica che fa parte di una Avvicinati al microfono. probabilmente anche per l'Italia, grazie. Grazie a te, Stefano. Bene, se non ci sono altri interventi, io ringrazio la professoressa Gabrielli ancora una volta, ringrazio Paolo per l'ospitalità, ricordo che chi volesse acquistare il libro c'è la libreria, c'è il rappresentante della libreria e niente, buona serata a tutti e grazie. Grazie. Senza informazioni. Senti,